Il Movimento Federalista Europeo, in collaborazione con Europe Direct del Comune di Venezia, ha indetto il concorso Diventiamo cittadini europei, con lo scopo di stimolare ad essere cittadini europei attivi e consapevoli. Il progetto fa parte di una proposta di educazione civica a cui ha aderito il Liceo Linguistico Veronese di Chioggia, con le classi quarte. Nell'ambito del concorso si è tenuta una lezione a cura del presidente del Movimento Federalista Europeo, il professor Giorgio Anselmi, su tematiche inerenti alla sfera europea, sulle quali, al termine, i ragazzi hanno dovuto svolgere un proprio elaborato. Al concorso hanno partecipato diverse scuole del Veneto e la premiazione si è tenuta lo scorso 15 maggio a Mestre, presso il Centro Culturale Candiani. Mattia Bonatesta della Quarta B è risultato vincitore del premio consistente in una settimana di vacanza a Nocera Umbra, vacanza e formazione, e una menzione speciale per altre due studentesse della stessa classe, Linda Bondesan e Francesca Fuolega. Allora, siamo al campeggio, allo storico campeggio Tropical. Qui abbiamo l'amico Sandro Finotto che da quest'anno gestisce questo ristorante. Ho riservato per le ultime 2 settimane di maggio una promozione dal lunedì al venerdì con le pizze al 50%, in modo da essere invogliate a venirci a trovare, capire che entrare in parcheggio, prendersi la tesserina, venire a mangiare e poi noi in cassa rimborsiamo azzerando la tesserina, e quindi diventa piacevole venire a trovare anche noi con i nostri piatti, col pesce fresco e le nostre pizze un po' più particolari delle altre.